Siamo davanti a un fenomeno sicuramente di crescita dei contagi, soprattutto tra i giovani. Ricordiamo che questo non si traduce al momento in ospedalizzazione, quindi non abbiamo pressione negli ospedali. In questo momento il Veneto ha 229 pazienti in ospedale, dei quali 8 in terapia intensiva. La crescita c'è trainata dalla variante Delta, ma almeno per il momento non si traduce in ricoveri e ospedalizzazioni, con i vaccini che continuano a fare da scudo alle forme più gravi. Questo lo stato aggiornato di una pandemia in rapidissima evoluzione e all'indomani del nuovo rilevamento dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha inserito il Veneto tra le regioni a rischio epidemico moderato con riferimento al periodo tra il 28 giugno e il 4 luglio. Allerta ma non allarme, quindi a patto che ciascuno faccia la sua parte, compresi quei giovani che nelle prossime ore sono attesi anche alla prova del tifo per gli europei. Dico che ci vuole attenzione, lo dico soprattutto ai giovani che giustamente magari coccolano anche l'idea di dire ma tanto se mi prendo la variante Delta non avrò sintomi, ma si ricordino che rischiano di diventare vettori, cioè coloro che portano il virus per le case, per le famiglie e magari intercettando qualcuno di coloro che non si sono vaccinati o ancora non hanno potuto vaccinarsi. Tema della vaccinazione che è la base anche per la ripartenza più in generale dell'economia, al centro del G20 di Venezia. Qui centrale per Zaia è la lotta alle povertà. Dobbiamo ricordare che c'è una grande parte del mondo che non ha di che sbarcare il lunario, di che cibarsi, e questo non è che può lasciare l'altra parte del mondo che è ormai, come si può dire, in sovrappeso, perché questo è il vero tema, e che possano disinteressarsi di chi non ha cibo. Questo a livello globale, mentre il dibattito politico italiano si sta concentrando sul DDL Zan contro l'omotransfobia, che martedì arriverà al Senato senza un accordo tra le forze di maggioranza. Su questo fronte Zaia si rivolge allo stesso deputato padovano, promotore del provvedimento. Lo dico al presentatore del DDL, trovi un punto di mediazione, non è che uno può portare un provvedimento e dire passa così o niente. Non è che la partita di calcio giocate a pallone finché gioco io perché sono proprietario del pallone. Se è vero che il mondo è spaccato a metà su questo DDL, ci sarà pure una metà che lo sostiene questo DDL, ma c'è un'altra metà che ha diritto ad essere rispettata, che dice facciamo delle modifiche per votarlo assieme.